Legge olimpica, via libera del Consiglio dei Ministri, approvato ieri sera il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio i Giochi invernali Cortina Milano del 2026. A darne notizia via Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Un tassello importante nel cammino verso l'organizzazione delle Olimpiadi, una notizia accolta con entusiasmo dal presidente della Regione Veneto. È una bella notizia, questo è un lavoro di squadra e ringrazio il ministro Spadafora per aver portato avanti la partita, commentato Luca Zaia. Siamo all'inizio di un grande percorso che con l'approvazione definitiva in Parlamento entrerà nella fase di piena operatività. Un provvedimento sul quale la Regione conta molto proprio per rendere più efficace l'azione organizzativa, nel rispetto della legge, sottolinea Zaia, ma evitando di aprire l'ufficio complicazioni affari semplici. Con l'approvazione della legge olimpica spero vivamente che il governo entri a pieno titolo anche nell'aspetto finanziario, conclude il presidente del Veneto. Questo chiuderebbe definitivamente la partita. La legge olimpica è la base di tutto, ora si coinvolgano i territori e le imprese per una programmazione sostenibile delle infrastrutture, per una gestione trasparente e condivisa dell'evento, afferma in una nota Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. E grande soddisfazione da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò. La legge olimpica era un impegno fatto dal governo precedente, confermato dall'attuale e di questo siamo molto contenti. È un primo passo, adesso aspettiamo il completamento con quello che sono i decreti, però la legge olimpica era attesa, ho già avvisato il CIO, siamo molto contenti tutti quanti.